Buongiorno e bentornati. Oggi è venerdì 29 maggio 2026. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:41. La luna si leva alle 17:21 e cala alle 3:58. Oggi si celebra Sant'Alessandro. Il nome Alessandro ha radici greche nobili e protettive, deriva da Alexandros e significa difensore degli uomini o protettore dei propri sudditi. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito il 29 maggio come la giornata internazionale dei Peacekeepers. È un momento per onorare il coraggio e il sacrificio degli uomini e delle donne, i caschi blu, che prestano servizio per le missioni di pace in tutto il mondo, rischiando la vita per proteggere i civili e stabilizzare le zone di conflitto. Compie oggi 67 anni l'attore inglese Rupert Everett. Icona di eleganza e talento, ha saputo conquistare Hollywood con ruoli indimenticabili in film come Il matrimonio del mio migliore amico e Il colpo di fulmine. Un artista che ha sempre vissuto con grande libertà intellettuale e carisma. Festeggia 55 anni Carlotta Natoli. Attrice di grande sensibilità, ha saputo spaziare con naturalezza tra il cinema d'autore e le grandi fiction popolari. Da Distretto di polizia a Tutti pazzi per amore, Carlotta rimane uno dei volti più amati e autentici della nostra televisione. Infine, oggi compie gli anni Noel Gallagher, il genio creativo dietro il successo mondiale degli Oasis, che con la sua chitarra e i suoi testi ha definito il Britpop degli anni 90. Il suo primo album, The Final Maybe, è ancora oggi considerato una pietra miliare della musica rock contemporanea. 29 maggio 1953, vi portiamo in cima al mondo. Quel giorno il neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzing Norgay compirono l'impossibile. Furono infatti i primi esseri umani a calpestare la vetta dell'Everest. Toccando quel tetto celeste di 8.848 metri, aprirono una nuova era per l'alpinismo e l'esplorazione umana. Il cervello umano può ricordare circa 50.000 odori diversi. La cosa affascinante è che l'olfatto è l'unico senso collegato direttamente all'amigdala e all'ippocampo, le zone che gestiscono le emozioni e i ricordi. Ecco perché un profumo particolare può proiettarci all'istante in un momento preciso della nostra infanzia, facendoci rivivere la stessa identica sensazione di allora. Buongiorno ai 12. Oggi la Luna si oppone a Marte e crea un pochino di tensione zodiacale a 2 segni zodiacali in particolare, volendo anche 4. Vediamo quali sono. Ariete, per voi oggi è una giornata molto piacevole perché oggi consegnate alla fine un progetto che vi ha tanto fatto faticare ma che vi darà tanta soddisfazione. Adesso la quadratura con Venere dice che è il caso di recuperare del tempo un po' in amore. Toro, e beh, voi siete proprio uno dei 4 segni zodiacali che subisce l'opposizione della Luna con Marte. Un toro un po' nervoso oggi, un toro un po' stanco, ma con il periodo positivo che sta vivendo per adesso è decisamente sopportabile. Gemelli, per voi il cielo oggi sembra essere invece molto dinamico, vi aprite a nuove direzioni, vi aprite a nuove idee e soprattutto decidete di fare un piccolo viaggio, un piccolo spostamento, anche in compagnia di chi amate. Cancro, per voi oggi la giornata vede un bellissimo accordo tra Venere e la Luna, molto passionale, molto intenso, molto emotivo, sentimentale e romantico. Beh, oggi potrete decidere di passare il weekend con la persona che amate in totale tranquillità, un po' discosti come se fosse segreto, rubato, rapito. Leone, per voi oggi è una giornata in cui la Luna e Marte sortiscono degli effetti un pochino bruschi sul vostro umore, anche Plutone che vi fa sentire un po' stanchi e che affatica un po' i pensieri e le azioni. Oggi vi sentirete un po' rallentati anche dalla lentezza altrui. Vergine, eccovi invece voi siete alla distanza
giornata giusta per sfruttare benissimo tutti gli aspetti zodiacali che i pianeti per adesso propongono, ottimi nei loro risvolti e che danno maggiori certezze un po' in tutti i campi, tanto al lavoro quanto in amore. Bilancia, la vostra giornata oggi è segnata un po' da conti da rivedere e delle notizie economiche con cui dovete fare i conti. Fermatevi un attimo a pensare, c'è il weekend davanti, quindi potete benissimo analizzare la situazione. Scorpione, voi siete uno dei 4 segni zodiacali che appunto regge questa opposizione. La Luna nei vostri gradi si oppone a Marte e quadra a Plutone, quindi crea un po' di scompiglio sicuramente nel cielo. Lo Scorpione è un po' nervoso, ma ci penserà Venere con le sue dolcezze e con l'amore ad addolcire un po' le vostre ferite. Sagittario, giornata oggi molto speciale, i trigoni di Saturno e di Nettuno vi aiutano notevolmente a gestire una situazione che vi sfugge un po' di mano proprio perché siete fiduciosi e a volte fate facili delle cose che non sono propriamente tali. In amore ancora si deve aggiustare qualcosa. Capricorno, per voi oggi una giornata splendida, anche per voi la posizione zodiacale vi dà un vantaggio in questi astri che stanno tentando un po' di suggerirvi di controllare un po' meglio tutto ciò che riguarda le uscite, le entrate e soprattutto i vostri collaboratori. Acquario, una giornata oggi molto dinamica, soprattutto perché stancante, perché anche voi siete il 4º segno zodiacale che subisce un po' questa opposizione Marte-Luna. Oggi è l'umore che è decisamente molto instabile, proverete a cercare di risolvere il tutto facendo un po' di isolamento come a voi piace fare. Pesci, per voi è una giornata con una bellissima luna di trigono e che vi mette ad una distanza molto furba dai giochi planetari e che vi permette di agire un po' tra le righe. Oggi un po' di furbizia non guasterà in nessun campo. 29 maggio 1985, una data che il mondo del calcio non potrà mai dimenticare. Allo stadio Heysel di Bruxelles, prima della finale Juventus-Liverpool, la violenza degli hooligans scatenò il panico. Il crollo di un muro causò la morte di ben 39 persone, di cui 32 italiani. Una tragedia immane che cambiò per sempre le norme di sicurezza negli stadi europei. In inglese si dice once in a blue moon, letteralmente una volta ogni luna blu. Ma non cercate la luna di colore azzurro. Il termine blue moon piuttosto indica la seconda luna piena che cade all'interno dello stesso mese solare. Poiché è un evento raro che accade solo ogni 3 o 5 anni, l'espressione viene utilizzata quindi per indicare un qualcosa che accade ogni morte di papa, o molto raramente. Oggi ricordiamo Daniela Rocca, l'attrice catanese che toccò le stelle per poi cadere nel buio. Bellissima e talentuosa, divenne una star mondiale grazie a Divorzio all'italiana. Tuttavia il confine tra realtà e finzione si fece sottile. L'ossessione per il regista Pietro Germi e la fragilità psicologica la portarono lontano dalle scene, tra cliniche psichiatriche e solitudine. Si spense a Milo, lasciando il ricordo di un talento purissimo spezzato troppo presto. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Cadendo la goccia scava la pietra, non per la sua forza, ma per la sua costanza. Che la costanza di cui parlava Lucrezio vi accompagni in questo venerdì per raggiungere i vostri piccoli o grandi traguardi. Io vi ringrazio per aver passato questo tempo insieme a me, vi aspetto domani puntuali con tante altre curiosità e nuovi modi di dire. Buon venerdì dalla vostra Jaira.